Il blitz è scattato all'alba, 6 gazzelle dei carabinieri fermano in centro a Piazzola un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti di Etra, la multiutility dell'Alta Padovana, e fanno scendere gli operatori. Il camion viene condotto in deposito, mentre i lavoratori sono accompagnati in caserma. Un'attività delegata dalla Procura e svolta dal Comando Provinciale dei Carabinieri e dai nuclei forestali di Padova e Grantorto. Già controlli di questo tipo sono stati fatti anche in passato e proprio su queste esperienze abbiamo adottato una policy aziendale improntata alla trasparenza, alla legalità, e quindi i nostri dipendenti hanno protocolli comportamentali ben precisi che devono rispettare, trattandosi di una materia delicata come quella dei rifiuti, dove di solito scatta il penale. Secondo le indagini, in varie occasioni, i due dipendenti avrebbero deviato dal percorso di raccolta dei rifiuti, utilizzando uno degli autocarri di Etra, azienda del tutto estranea ai fatti, per prelevare vari tipi di rifiuti da 3 aziende dell'Alta Padovana, che poi, mescolati ad altri rifiuti, venivano inceneriti nel termovalorizzatore di Padova all'insaputa del personale della struttura. I due avrebbero ricevuto in cambio somme di denaro. Durante le perquisizioni sono state trovate notevoli quantità di rifiuti speciali, ma non pericolosi, e in un'area di una delle 2 aziende i carabinieri hanno sequestrato una sorta di discarica abusiva, all'interno della quale erano accatastati anche bancali di Eternit. Saremo inflessibili se qualcosa è stato commesso di fuori posto o qualche reato è stato commesso, saremo al fianco delle forze dell'ordine come sempre in assoluta trasparenza e della magistratura a disposizione per fare chiarezza su questi fatti. Ecco, la cosa che voglio dire comunque ai miei cittadini è che non stiamo dormendo, stiamo vigilando attivamente su questi fenomeni. Le ipotesi di reato a vario titolo sono corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, peculato, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.